Questo è già uno dei primi, diciamo, delle prime diversità tra noi e il centro-sinistra. Io sto dalla parte dei poliziotti, so benissimo che i poliziotti portano dentro uno che delinque e 2 ore dopo torna fuori, quindi rischiano la vita, però quello che io voglio dire è che il capo gabinetto ha fatto questo intervento dicendo a Udine non ci sono le baby gang, Udine è sicura. Abbiamo visto nei 20 giorni successivi invece i disastri che hanno fatto questi ragazzini. Ripeto, dobbiamo sempre avere a che fare, che in questo caso abbiamo a che fare con dei minori. Quei minori hanno tutto un altro approccio, giustamente, perché so che passano anche, ci sono delle spinte per abbassare l'età punibile su questo, non penso siano queste le direzioni, le soluzioni. Limitarsi a dire no, questi non vanno bene, dove li mettiamo? Non li vogliamo, dove li mettiamo? Quindi noi siamo per un'immigrazione, ma un'immigrazione controllata. Loro invece sono per un'integrazione diffusa, cioè per loro bisogna integrare tutti, compresi anche i minori non accompagnati delinquenti. Non siamo d'accordo. Chi viene in Italia non a lavorare, ma a delinquere, deve essere rimandato indietro. Quindi vogliamo solo la gente per bene, non vogliamo la gente disonesta. Vogliamo la gente che vuole integrarsi. No, certo. Certo. Allora, se tu hai anche tu dei figli. Hai visto? Sì. Ecco, benissimo. Hai visto Io Capitano? Il Guarda, film? Ecco, vai a vederti il film, Capitano, se ne parlava. No, io più che storia è Io Più Capitano? che guardare il film, io sento le testimonianze dei genitori che mi dicono che hanno cerchiato suo figlio l'altro giorno in 6, gli hanno dato un pugno sul costato e gli hanno portato via 50 euro. Nessuno nega i problemi. Però io chiedo che c'è una diversità di approccio ai problemi. Il problema non è li tolgo lo sporco o lo metto sotto il tappeto, così è tutto bello, tutto pulito. Il problema non è questo, bisogna guardare in faccia la realtà. Invece qua purtroppo bisogna controllare il territorio, bisogna che i cittadini abbiano la tranquillità di mandare i propri figli in giro. Io quando passo per la stazione, sinceramente, e vedo l'autoblindo dell'esercito fuori, con i militari fuori, sinceramente, per me, per quanto mi riguarda, non è un bel vedere.